Buonasera e benvenuti al circolo Sport City di via Alvaro del Portillo. Stasera di fronte Golbet Calcio 8 e Cotton Club per il match clou di questa quarta giornata di Serie A di Lega Calcio 8. Le finaliste dello scorso campionato si incontrano questa sera, campionato che per il Cotton Club ha messo subito di fronte tante squadre forti, la Pisana, il Checco dello Scapicollo, la prima sconfitta, il secondo è riuscito a cavarsela contro gli uomini di Pinna e Giuseppucci. Questa sera Golbet Calcio 8 non c'è però nel Cotton Club artistico, Golbet che andando a leggere invece i convocati ha portato al campo Alessio Angelè con la 22, Simone Caperchi, Stefano Carboni, Stefano De Marco, Alessandro Dinardi, Tiziano Galassi, Marco Garofalo, Edoardo Maroder, Valerio Maestrelli, Matteo Monteforti, Manuel Opara in porta ovviamente, Alessandro Santini, Mirko Sterbini e con il 7 Andrea Tubani. Cotton Club che risponde con Cosma in porta, Tinazzi, Blandino, Forcina, Cesar, il grande esordio questa quarta giornata. Poi Zamperini, Conti, Lefebvre, Nolano, Mirante, Fernetti, Innocenzi e Mari. È tutto pronto, intanto gli arbitri stanno andando a posizionarsi alle estremità del campo. Servirà l'ok dei portieri per cominciare, ma manca davvero poco a Golbet Cotton che sta cominciando in questo momento. Partiti, primo possesso del Cotton Club che va subito a ripartire da Zamperini. Palla larga sulla sinistra. Centro ignorato Blandini, viene tentato il passaggio direttamente verso Lefebvre che non aggancia il pallone. Palla subito per Cesar che la gioca all'indietro. Non riesce a girarsi Blandino. C'è un fallo sul numero 6 del Cotton Club, subito aggressiva la squadra di Mister Carboni sui portatori di palla di Pinna. Intanto prova a pensare un tiro dalla distanza, poi il servizio dentro deviato. Possesso che rimane saldamente nelle mani del Cotton Club. Galassi ad intercettare questo pallone con le mani poi per Cesar. Buono il numero, scivola sul fondo il numero 8. Calcio d'angolo, non ha toccato, Opara va a comandare le posizioni dei propri uomini. Ottimo portiere Opara. Messo fine di fatto all'alternanza fra Caperchi e Deprai, arrivando e conquistando il posto fisso da titolare con la maglia della Golbet. Qui Tubani davanti la difesa, aggredito subito da Cesar, poi riesce Tubani a servire Galassi, alza la testa al numero 10. Costretto però a giocarla all'indietro, si sono chiuse benissimo le maglie del Cotton Club. Sterbini. Servizio per Dinardi. Aggredito da Zamperini, poi le finte di Tubani. Palla profonda, è Cotton Club che va subito a recuperare il pallone con Cesar che tocca dietro per Zamperini. Aggredito da Dinardi, allarga il pallone sulla sinistra. Poi resiste ad un contrasto, Conti ha subito fallo. Calcio di punizione Cotton Club. Da ripetere probabilmente secondo il direttore di gara. Pallone che finalmente deve essere ancora giocato. Nolano va a restituirlo fino a posizionarlo lì in posizione. È andato Zamperini, ha ceduto il pallone, poi Blandino che alza la testa, vede Cesar, poi preferisce però andare da Tinazzi. Blandino, Zamperini sulla sinistra, Conti torna da Zamperini, poi Blandino nel cerchio di centrocampo. Palla per Lefebvre che prova il diagonale di sinistro, palla che si spegne lentamente. Forcina, chiaramente quella no. Opara al rinvio. Quinto minuto di gioco, Zamperini con il petto va a recuperare un altro pallone, poi Nolano. Buono il filtrante di Nolano, un po' lento, arriva prima Garofalo. Cesar preso in controtempo dalla giocata del numero 24.
Cesar che va anche a suggerire la giocata giusta al compagno. Poi Blandino non riesce a raggiungere Tinazzi, preso anche lui in controtempo. Stava tornando all'indietro, è stato servito leggermente in profondità. Mastrelli con le mani. Profondo, Galassi prolunga questo pallone su cui arriva Di Nardi ma è chiuso in mezzo a 3 avversari, di cui uno è Zamperini che lo costringe all'errore. Palla sul fondo, rinvio affidato a Cosma. L'intuizione del presidente Giuseppucci dopo l'infortunio corso a Santarelli, che oggi fa il paio con quello di Mario Artistico, che era stato uno dei pochi superstiti nella sfida interna contro il Checco e lo Scapicollo, decisa di fatto. Qui si allunga Cosma, probabilmente la tocca, palla in angolo. Dicevamo Artistico che ha giocato benissimo contro il Checco dello Scapicollo, ha illuminato la propria squadra, poi è stato costretto a dare forfait. Squadra, quella del Cotton, che in ogni caso è tornata ad avere anche molti elementi. Qui Tubani spreca tutto dal limite dell'area di rigore. Diciamo è tornata a recuperare parecchi elementi che erano mancati nella sfida di settimana scorsa. Tinazzi intanto controlla, è completamente libero. Infatti non sbaglia il suggerimento per Forcina, che va da Cesar. Buoni numeri del giocatore ex Lazio, chiaramente con la 8. Zamperini sbaglia il suggerimento, Tubani poi toccato da Nolano. Flaviamo, dobbiamo far giocare Mirko, che non buca pure Mirko. Dobbiamo far giocare Mirko pure. Giochiamo solo su esterno, giochiamo pure con Mirko, diglielo Conto Club che, come detto, viene da un 1-1 al Ciriaci contro il Checco dello Scapicollo e che settimana prossima dovrà vedersela con la Roma Calciotto. Roma Calciotto che era partita benissimo, poi è riuscita a recuperare per 2 volte il risultato in queste 2 ultime uscite. Una Roma che ha giocato meno bene rispetto alla gara d'esordio, dove aveva stupito contro il Football 8, vincendo addirittura per 5-1 contro la squadra capitanata da Eusepi. Qui era riuscito a girare bene il pallone il Cotton Club, ha sbagliato il tocco Blandino lì a centrocampo, non è riuscito a verticalizzare l'azione, palla contrastata, gettata in out e subito rigiocata dagli ospiti con Tinazzi che va di prima di sinistro, non arriva Forcina. Ma giocargliela sul corpo una volta la punta? Sul corpo, dai, 100 volte. Tubani questa volta riesce a superare un avversario, c'è il fallo però secondo il direttore di gara da parte di Conti, che restituisce in questo momento la sfera, va a sistemarla Mirko Sterbini. 9 sul cronometro, 0-0, gara contratta. Forcina qui riesce a liberarsi, c'è il fallo di Sterbini, l'arbitro mette mano al cartellino, si attende la decisione del direttore di gara che va a sventolare il cartellino. Ma come fa da giallo? Ma come fa da giallo? Cartellino giallo davanti a Sterbini, cartellino che però ancora non si è visto. Le lamentele da parte dei giocatori del Cotton Club, di fatto era in porta Forcina. Ecco il giallo e l'ufficialità. Ufficialità della munizione per Mirko Sterbini che ha trattenuto Forcina che si stava involando, l'aveva bruciato sullo scatto il numero 9. Continuano educatamente le lamentele mentre Nolano va a contare i passi di distanza con il pallone. C'è anche Conti però sulla sfera e ovviamente Cesar. Barriera sistemata da Opara che sta ultimando la trafila per sistemare i suoi difesa della palla. Nolano in questo momento si stacca dal punto di battuta, va ad allungare la barriera del numero 12 della Golbet. Conti e Cesar sul pallone. Dinazzi staccato. Conti lascia Cesar che scambia con il proprio compagno.
intuisce tutto per un attimo Marauder, poi gran numero di Cesar che prova a rientrare, aveva saltato 2 uomini, alla fine Nolano a completare la difesa da parte del Cotton Club su quella palla persa sull'ultimo dribbling da Cesar. Maestrelli, Galassi, Forcina non riesce a portargli via la palla, poi eccolo il pallone per il numero 9 che calcia in porta, o parabola, non ce n'è bisogno. C'è stata una deviazione però vicino al punto di battuta del pallone. Opara era davvero volato. Pallone messo dentro, prolungato sul secondo palo, prova a coordinarsi Forcina, palla che rimane lì. L'arbitro vede un fallo, probabilmente una gamba troppo alta del numero 9. Calcio di punizione Mirko Sterbini, con Forcina che va ad arretrare il pallone al numero 6. La rimessa di Sterbini la tiene in campo Maestrelli. Garofalo. Serve il numero 20 che in qualche modo riesce a servire Di Nardi. Zamperini, poi con un'entrata abbastanza rischiosa, va sul numero 9 e il cartellino sventolato all'arbitro. Ancora una volta il giallo. Due episodi diversi che probabilmente potevano entrambi essere puniti con l'espulsione. L'arbitro ha scelto in entrambi i casi di andare con il cartellino giallo. Maestrelli Valerio, è lui sul pallone, sarà lui con il proprio destro ad andare verso la porta di Cosma. Di Nardi torna in campo dopo lo scontro con Zamperini. Parte Maestrelli, palla deviata da Nolano, c'è Tubani però appostato, Tubani che calcia in porta senza trovare molta precisione sul suo destro. Tinazzi subito aggredito da Maestrelli, riesce a servire Cesar che con un numero si libera dell'avversario. Poi Tubani su di lui, Cesar preso in mezzo a 3, Maestrelli gliela porta via. Tubani prova a palleggiare, ancora Tubani con la foca Tubani. Cosma in 2 tempi, in qualche modo riescono a liberare quelli del Cotton Club. Sempre Maestrelli con il destro, alza la traiettoria, Di Nardi deve metterla giù. Finta di corpo, alla fine è lui quello che rimane più ingannato. Palla in out, rimessa con le mani, affidata a Cristian Conti, affidata al Cotton Club. Vanno subito da Cosma i giocatori del Cotton. Tinazzi, la parabola di Tinazzi, Forcina la spizza, Opara. Sterbini aggredito da Forcina. Non la tocca Conti, è Tubani l'ultimo a toccare il pallone, secondo il direttore di gara, ennesima rimessa laterale allora di questa prima frazione, lì a centrocampo, gioco molto spezzettato in questi primi 14 minuti di gioco. Già 2 ammonizioni che hanno fatto esplodere le panchine avversarie, in entrambi i casi, sia Cotton prima che Goldbet poi cercavano l'espulsione di Sterbini e Zamperini. Nessuna delle due è arrivata. Allora Garofalo prova a metterla dentro, non arrivano quelli della Goldbet, arriva Zamperini che in qualche modo favorisce l'errore al tiro di Marauder. Tinazzi. Forcina stoppa questa volta il pallone, male però. Poi va su Galassi. Che va a terra, non c'è ammonizione secondo il direttore di gara. Fallo, ammette il fallo Forcina. Fallo non cattivo secondo lui. Di Nardi tenta il tunnel ai danni di Tinazzi, poi Zamperini è costretto a mettere ordine anche sull'aggressione di Marauder.
Maroder che è l'ultimo a toccare il pallone, rimesso in questo momento da Tinazzi. Blandino con l'esterno del piede per Zamperini, che poi prova a far correre Conti. Di Nardi a diagonale, ha fatto una gran coordinazione Di Nardi, meno il tiro. Cosma però, che sicuramente non si aspettava la conclusione, non è stato costretto all'intervento. Pallone innocuo. Poi Forcina che tiene la posizione su Sterbini, questa volta non riesce però ad andare via. Sempre in pressing Forcina, costringe Opara ad un rilancio frettoloso e fatto male. Qui è Di Maroder, il fallo su Cristian Conti. Arbitri che avranno il loro bel da fare in questa gara. È il 16° e gli animi sono già abbastanza caldi. Una partita importante che nessuna delle due squadre vuole perdere. La Golbet anche un po' con il dente avvelenato dalla finale dello scorso anno, terminata 1-0 con il gol del numero 9 Forcina. Eccolo Forcina che va ad inseguire la palla. Opara in grande anticipo, va subito con il destro a provare il servizio per Maestrelli. Zamperini in anticipo, poi Tinazzi di prima. Blandino sulla sinistra per Conti. Sempre Blandino, anticipato. Non concede il vantaggio il direttore di gara. Tinazzi va a chiedere spiegazioni al direttore di gara, ma è l'altro arbitro che ha fischiato, che ha sventolato il giallo di fronte a un giocatore del Golbet e anche di fronte a Cristian Conti. Sono Conti e Tubani, due ammoniti. Tubani che va anche a confrontarsi con Nolano sul giallo appena guadagnato dal numero 7 della Golbet. Sicuramente il giocatore da parte dei blu cerchiati con più estro, con più fantasia, ma sono tanti i giocatori pieni di tecnica in campo. Tinazzi intanto per Blandino, eccolo un altro con tanta tecnica, infatti va al tiro dalla lunghissima distanza Blandino. Zamperini difende su Di Nardi. Sempre Blandino, il cervello del gioco del Cotton Club. Cesar lascia scorrere il pallone, poi Blandino di testa, eccolo Cesar di prima, bene per Tinazzi. Categoria superiore Cesar. Eccola la sventagliata per il numero 8 che corre su Garofalo, comunque in anticipo. La tocca in out, Tinazzi. Con le mani mentre Mauro Carboni va a disegnare sul campo la posizione di Tubani. Fallo per la Golbet Calcio 8 al 16° minuto di questa prima frazione, ancora 0-0 il risultato qui al Circolo Sport City. Abbastanza equilibrata la partita per quanto visto finora. Tinazzi tiene in campo il pallone, riesce anche ad evitare l'intervento di Tiziano Galassi. Poi Blandino in mezzo a 4 si gira, Cosma al supporto. Il tacco di Conti non arriva, Cosma forse da solo è finito a terra. Arrivano i soccorsi da parte della panchina della Golbet probabilmente. Rimessa Innocenzi dopo il time out, 48-30, 1,5 alla fine, salvo chiaramente eventuale recupero. Innocenzi ha battuto male con i piedi, suggerito male evidentemente da compagni o avversari, dovrà ripetere la battuta con le mani.
Eccola la rimessa lunga di Innocenzi, che è anche abbastanza precisa per Fernetti. Inventa Fernetti il passaggio per Forcina. Santini in qualche modo gliela tocca con il tacco. Fernetti, il taglio di Mirante. Poi Fernetti. Forcina prova a rientrare sul destro, gliela tocca Galassi. Era chiaramente Blandino e non Mirante dall'altra parte del campo. Pinna guarda nervosamente l'orologio accanto al direttore di gara. Fernetti. Poi Forcina con il destro. Fernetti che va ad esprimere il proprio disappunto sulla decisione del direttore di gara di fischiare fallo sulla sua giocata. Angele all'indietro per Tubani che stoppa bene di petto. Poi serve Mastrelli. Può stoppare il numero 20. Spinta da dietro di Fernetti. Abbastanza netto il fallo per la verità. Chiaramente quelli del Cotton fanno il loro gioco a andare a contestare le decisioni del direttore di gara, anche per perdere qualche secondo prezioso, mentre Mastrelli prende una delle ultime rincorse della gara. Parte Mastrelli, palla alta, toccata da Innocenzi. Mentre l'arbitro ha segnalato poco prima della battuta di Mastrelli 3 minuti di recupero che partono in questo momento. Il destro di Santini non trova un compagno. Forcina va a lottare con Galassi che prende posizione e prende soprattutto il fallo e il possesso della sfera. Garofalo si allarga Tubani, Garofalo invece va ad Angele. Santini, Tubani, va via Tubani su Fernetti, Tubani mette la palla dentro, la stoppa Mastrelli, calcialto e fa infuriare la panchina della Golbet. Tinazzi mette fuori, poi Forcina la stoppa bene e va a gettare via il pallone. Giuseppucci chiede il fischio finale ma mancano un paio di minuti alla fine. Fernetti se ne va bene su Santini. Fernetti allunga la falcata, scende sulla fascia Fernetti, probabilmente vuole tenere lì il pallone. Arrivano in due, forse arriva anche il terzo che è Mastrelli. Fernetti però li porta tutti a spasso, si allarga. Forcina forse può tirare, non riesce a superare alla grande Garofalo. Conti ritarda solamente lo stop di Tubani, che poi salta Blandino, lo mette giù. Arriva altra ammonizione per Blandino. Cesar va in barriera con Fernetti e Forcina. Innocenzi. Mastrelli lascia per Galassi che tocca proprio per il numero 20, palla messa dentro, la tengono in campo quelli del Cotton, segnatamente nell'occasione con Cesar che salta addirittura palla, allarga la palla per Tubani. Upara si era portato in proiezione offensiva, sta per terminare questa partita sull'1-0, soprattutto il Cotton Club sta per ottenere una vittoria cruciale sul proprio cammino verso il secondo scudetto consecutivo. È questo l'obiettivo dichiarato della società e della dirigenza. Chiaramente ci sarà da fare i conti con tante squadre, il Checco dello Scapicollo che ha il dente avvelenato per il trono usurpato nello scorso campionato con la Golbet, che chiaramente non ha digerito la sconfitta in finale. Qui il tiro dalla distanza, ma Opara questa volta era rimasto fra i pali e va a battere la rimessa laterale, ma arriva in questo momento il triplice, fischio del direttore di gara, esulta la panchina del Cotton Club perché senza un portiere titolare con Innocenzi in porta ha battuto per 1-0 la Golbet. Gli ultimi 5 di gioco qui allo Sport City, 1-0 per il Cotton Club, rete di Cesar su calcio di rigore dopo il fallo e l'espulsione di Mirko Sterbini su Forcina che se n'era andato. Qui Fernetti, un Garofalo che fa buonissima guardia, sta crescendo in una maniera impressionante Marco Garofalo in queste partite, sembra tornato in campo
davvero molto molto migliorato rispetto allo scorso anno, dove aveva dimostrato di essere in ogni caso una buona ala, ma quest'anno sta facendo vedere davvero grandi prestazioni. Qui Forcina va a sistemarsi sulla linea ipoteticamente tracciata dal direttore di gara. Galassi da ultimo uomo. Forcina a chiudere, gli portano via la palla, Forcina riesce ad arrivare sul pallone, c'è lo scatto di Fernetti, non se ne ravvede Forcina che tiene troppo il pallone, se la fa portare via dallo stesso Galassi. Questa volta la sventagliata di Galassi invece non è precisa, perché la va a raccogliere Innocenzi dal fondo del campo. La rimessa è addirittura quella laterale, infatti va Cristian Conti sulla sfera, Innocenzi l'ha lasciata lì. Golbet che può alzare il baricentro con Tubani che al limite dell'area di rigore duella con Cesar, gliela porta via regolarmente Cesar, Tubani va a riprendersela, poi gli interventi su Andrea Tubani si tramutano in un calcio di punizione. Angelè a sistemare il pallone, Innocenzi poco preoccupato per la verità del tiro dell'avversario, va solo adesso a sistemare la barriera, probabilmente c'è anche lo spazio per farla passare accanto a Fernetti. Tutti appostati. Parte Angelè, palla che sbatte sul palo, è il secondo per l'Eurobet. Angelè prova subito, c'è una deviazione, Innocenzi la tiene in campo. Entrato Alessio Angelè. Poi Conti alla sventagliata. Dall'altra parte non arriva Simone Mirante, ex Footballate che poco fa ha pareggiato 1-1 con il Nes. Cesar, anticipato. Adesso farli salire, dai! Salite! Galassi con Lefebvre a dargli fastidio. Qui Garofalo in qualche modo fa carambolare il pallone su Simone Mirante. Guadagna la rimessa laterale con Angelè che ora la stoppa bene. Meno bene il servizio per il compagno che era scattato. Tinazzi, Cesar di prima. Opara e Mastrelli, un'incomprensione fra i due, poi Mastrelli se la cava alla grande là dietro. Galassi. Mastrelli rischia tanto perché c'è Cesar. Galassi in anticipo, la tiene in campo Angelè, Tubani. Arriva Fernetti, poi Tubani per Angelè, ancora Tubani in mezzo a 5 avversari. Andrea Tubani strattonato da Simone Mirante che va a prendersi un sacrosanto cartellino giallo. Giallo netto per Simone Mirante, fallo tattico. Tubani se n'era andato, aveva un paio di avversari sulla sua parallela, ma di certo stava diventando un'azione pericolosa per il Cotton Club. Tanti tiratori bravissimi su quel pallone. Galassi e Angelè fra tutti. Parte Angelè col destro, Innocenzi con i pugni. Troppo centrale la conclusione del numero 22. Sterbini aggredito da Fernetti, va da Marco Garofalo. Poi Lefebvre in qualche modo. Mirante. Stoppa bene il pallone, si gira meglio. Gliela porta altrettanto bene via l'avversario. Poi Fernetti su Tubani che lo porta a spasso. Tubani sulla sinistra riesce
ad andarsene Tubani arriva poi Zamperini che mette ordine. Stretti, dai. Mastrelli capisce tutto, anticipa Conti, non se ne va però su Fernetti, contrariato della rimessa laterale concessa alla Golbet che ora va a batterla con Mastrelli. Galassi, Lefebvre dietro di lui, Zamperini, rieccolo Galassi. Zamperini è costretto ad allargare per Mirante che insegue inutilmente la sfera. Tantissime persone accorse ad assistere a questa sfida. Sinceramente mai visti così pieni gli spalti dello Sport City. Tubo. Giocatela di qua. Galassi, il movimento di Mastrelli, gli viene preferito Tubani, c'è Fernetti sul numero 7 di Mister Carboni, Lefebvre lo fa correre, Serbini in netto anticipo, scivola bene, poi Cesar la porta via Tubani. Ancora 0-0, partita però di un livello altissimo. Qui in via Alvaro del Portillo, scontri fra numeri 22, Conti interviene su Alessio Angelè che finisce a terra, cartellino giallo. Zampe, ma te li fai spiegare i falli? Che falli sono questi? Te li fai spiegare? Ma che fischi? Arbitro che va ad allontanare Davide Lefebvre dal punto di battuta della punizione. Attenzione perché Alessio Angelè da lì può tirare. C'è Innocenzi in porta che lascia libero tutto il primo palo. Va infatti Angelè di potenza. Tirato una bomba Angelè. Bomba che però non è riuscita né a incontrare una deviazione pericolosa né ad indirizzarsi verso lo specchio. Qui Fernetti gioca con Cesar che gli restituisce la sfera, vanno via in due. Cesar sulla tre quarti, no look per Fernetti che prova a giro, non arriva Lefebvre. Opara era andato per parare, poi forse ha tirato indietro le mani, battezzando fuori la traiettoria, non è arrivato per sua fortuna Davide Lefebvre, in ritardo su questo pallone. Pallone che era un tiro in porta per la verità. Difficilmente leggibile da Lefebvre come un servizio per lui. Qui buona, pallone dentro, Mastrelli, un tacco pazzesco, va a colpire la faccia interna del palo. Vieni. Oh! Fernetti si gira, serve male Conti che si lamenta col compagno. Cesar predica calma, soprattutto chiede a Conti di fare qualche passo indietro per non dover essere costretti a ripeterlo questo. Rimessa laterale, Zamperini con il mancino per Lefebvre che prova a girarsi, non però a calciare in porta perché arrivano su di lui quelli della Golbet di prima. Bene Tubani, altrettanto bene Tinazzi che poi va con il destro, Opara in qualche modo Garofalo in appoggio al compagno, fa ripartire subito i suoi. Santini qui forse sbaglia, c'era Angelè che poteva accompagnarlo nell'azione offensiva, ha preferito accontentarsi della rimessa laterale. Conti si gira sul suo sinistro, in controtempo Lefebvre. Galassi, il movimento di Angelè visto adesso, Zamperini, poi Tinazzi che perfeziona il disimpegno, ma c'è Tubani appostato a raccogliere il rinvio alla cieca del numero 5. Fernetti gliela porta via, ancora Fernetti per Cesar che prova un tunnel ai danni di Galassi che entra male. Chiedono l'ammonizione quelli del Cotton Club, ammonizione che arriva per Tiziano Galassi. Oh, non andare! Oh! Tizio!
Tito! Tito! Tito, non ti ha schiacciato! Tito! Non ti ha schiacciato, Tito! Certo, non ho mai visto che non dice a un altro quattro nove. Tito, occhio, parti indietro! Cesare Zamperini sul pallone. Bravo, parti di qua, vai! Tinazzi con il destro a metterla dentro, Sterbini si stacca, la tocca Mirko Sterbini, calcio d'angolo, c'è Cristian Conti, si fa vedere Mirante, Conti va in mezzo, opara con i pugni, Tinazzi raccoglie il pallone, ha difficoltà nel controllo, poi Mirante scivola pericolosamente, Fernetti vede Conti che aggancia la sfera ma è costretto a giocarla all'indietro. Bravo! Tinazzi, altro stop del numero 5. E la portano via, palla che è uscita però. Arbitro che blocca l'azione di Santini. Fallo intanto era di Tinazzi, non era uscito il pallone, c'era stato invece il gioco scorretto di Tinazzi. Qui un cambio di calzoncini per Tiziano Galassi che probabilmente va a prendersi quelli di Stefano De Marco. Galassi che si ripara dietro Stefano Carboni per l'incombenza. Sì, l'ho segnato. Monito Tinazzi, tanto fra le discussioni dei due arbitri che di fatto ci hanno ufficiosamente confermato la munizione di Tinazzi. Cesar bene dopo un paio di controlli, Fernetti si gira altrettanto bene, se ne va Fernetti sulla sinistra, il doppio passo del numero 37, Opara si distende, poi la tocca male Tubani, rimessa per Cesar. Pronto Forcina intanto. Lefebvre appoggia Cesar che va di prima dentro, lo stop di Fernetti, sempre Cesar che va al limite dell'area per Mirante. Dai, Vizia, dai, così! Dai! Garofalo. Di tacco Cesar, benissimo per Lefebvre, che poi con il tacco probabilmente spreca l'invenzione del compagno. Galassi, di tacco, lui non sbaglia, Mastrelli nemmeno, se ne va in mezzo a tre, compreso Cesar, costretto però a indietreggiare, poi Garofalo va, e Innocenzi riesce a far sua la palla in due tempi, fa ripartire Tinazzi. Dai, Ale! Dai, Ale! Cesar controlla la sfera, ha la palla sul suo sinistro. Eccolo il tracciante di Cesar su Forcina che prende posizione, l'anticipo di Garofalo. Regolare su Fernetti, mentre Forcina torna in campo in questo momento. Guardalo Lotto, guardalo Lotto. Ecco, valla a sporcare. Zamperini allarga questo pallone, sempre 0-0 qui allo Sport City al 39esimo minuto di gioco, poco più di 10 minuti alla fine di questa gara valevole per la quarta giornata della Serie A della Lega Calciotto. Abbiamo soltanto un risultato da darvi, che è quello fra NES Calciotto e Football 8, partita terminata sull'1-1. Buono il filtrante per Fernetti che va da Forcina, può coordinarsi, Forcina steso in area di rigore, arriva in questo momento il fischio del direttore di gara che va ad assegnare il calcio di rigore per il Cotton Club. Fallo abbastanza netto su Forcina, anche abbastanza ingenuamente. Il difensore è andato a mettere giù il numero 9 che stava trovando difficoltà sulla coordinazione. Forcina che è andato a terra, probabilmente episodio decisivo della gara. Opara
va alzare gli occhi al cielo, forse rifugiandosi in qualche preghiera. Altro cartellino, questa volta per Serbini, è il secondo. Serbini finisce anzitempo la propria partita. Di certo, episodio decisivo, se non altro, l'inferiorità numerica della Golbet e il calcio di rigore che Cesar sta per calciare verso la porta di Opara. Parte col mancino Cesar, gol all'esordio, 1-0 su calcio di rigore, il Cotton è in vantaggio. Incredibile, il Cotton Club nei momenti di difficoltà riesce a tirare fuori delle prestazioni e dei risultati pazzeschi. Settimana scorsa mancava una squadra intera a Flaviano Pinna, squadra che ha giocato bene colpendo pali e traverse contro il Checco dello Scapicollo uscendo indenne. 1-1 è finita al Ciriaci. Questa settimana con tante assenze, fra cui quella di Mario Artistico, quella di Santarelli e quella di Cosma, a partita in corso con Innocenzi, giocatore di movimento in porta, sta vincendo a meno di 10 dalla fine sul campo della Golbet, che aveva dominato le prime giornate di campionato, aveva perso con la Pisana. Qui Mastrelli per Tubani che si accentra e va col sinistro. Calcio d'angolo, deviazione abbastanza netta, si è avvertita sonoramente la deviazione sul calcio di Tubani, partita che si sta scaldando. Palla messa fuori da Conti. Con le mani, Mastrelli di petto. Poi Cesar, la corsa, riesce ad andarsene Cesar, 3 contro 3, rientrano in 2 però quelli della Golbet. Il tracciante di Cesar per Forcina che chiude male. Strozza troppo la conclusione Forcina. Poi Tinazzi, Blandino per Cesar. Che giocata di Cesar però a cercare Forcina. La visione di gioco di un giocatore chiaramente superiore. Conti per Fernetti che stoppa bene, va sul fondo Fernetti, mette dentro Para, si allunga. Abbastanza debole la palla dentro di Fernetti, Forcina era appostato bene, Mastrelli prova dalla distanza, Zamperini a difesa prima del proprio portiere. La sensazione è che quelli del Cotton faranno di tutti per immolarsi prima che il pallone raggiunga Innocenzi, che chiaramente non è un portiere di ruolo, non ha l'istinto del portiere, anche se la sta cavando piuttosto bene in questi minuti in sostituzione di Cosma. Cesar intanto di prima all'indietro, Tinazzi se la cava altrettanto bene, poi Fernetti, sale Conti, palla per lui, può andare col sinistro, si accentra Conti con il destro, serve dentro, palla sporcata, poi Galassi se ne va benissimo su Cesar, allunga la falcata Galassi, alza lo sguardo Cesar, pulito gliela porta via Forcina, potrebbe tornare dal numero 8, invece fa tutto da solo Forcina, va a chiudersi in un imbuto, Cesar anche a nascondersi dietro la copertura di Tiziano Galassi che sporca il pallone a Forcina, rimessa laterale Cotton Club al 44esimo, 6 minuti più eventuale recupero alla fine della gara, un gol da recuperare per la Golbet, mentre Zamperini cede a Conti, poi Cesar si fa vedere, sta facendo una partita pazzesca Cesar. Conti di prima, bene per Blandino, si accentra Blandino, gliela porta via bene Santini, Tubani, Blandino su di lui, lo tiene a distanza Tubani che resiste anche a un'altra carica, è quella di Fernetti. Alla fine il fischio del direttore di gara dà ragione ad Andrea Tubani. Cesar in anticipo su Galassi, le finte di corpo di Tubani che mandano a vuoto Fernetti, ancora Tubani col mancino.
Santini, Mastrelli di prima, bene per Galassi che si gira. Tubani, non se ne va Cesar, che lo blocca nuovamente, poi d'esterno su Blandino, Tinazzi. Dall'altra parte Fernetti, non stoppa il pallone il numero 37, chiama un timeout Mauro Carboni, l'arbitro non lo sente. Timeout alla prossima, in realtà la sensazione è che Mauro Carboni volesse chiamarlo adesso il timeout. Blandino va intanto col destro, palla alta, eccolo il timeout chiamato da Carboni. È andato Andrea Innocenzi che è andato a prendere il posto di Cosma in porta, continua a piovere sul bagnato in casa Cotton Club dopo Santarelli. Anche il portiere chiamato a sostituire il numero 1 della squadra di Giuseppucci è stato costretto a chiedere la sostituzione. E allora Andrea Innocenzi, giocatore di movimento, costretto ad improvvisarsi portiere. Vedremo se quanto questo influirà sulla tranquillità della difesa dei giocatori più vicini lì al portiere in maglia rossonera. Con le mani la Golbet. Galassi, spinto da Forcina, arriva il fischio del direttore di gara, arriva la risata ironica di Forcina. Tubani e Galassi sulla sfera, probabilmente sarà il sinistro di Tiziano Galassi a calciare verso Innocenzi. Sanno quelli della Golbet che non c'è un portiere di ruolo ora a difendere i pali del Cotton Club. Parte invece Di Nardi, palla che gira ma non si abbassa. Eccolo Innocenzi che tocca il suo primo pallone come portiere del Cotton Club. È una rimessa con le mani per Cristian Conti. Garofalo intanto giostrato in avanti, telecomandato da Opara. Garofalo, Opara sempre molto presente, soprattutto con le proprie direttive verso i propri compagni. Li aggiorna costantemente sulla situazione del pressing avversario, sulle opzioni migliori disponibili per il passaggio. Qui altro calcio di punizione, questa volta fischiato in favore del Cotton Club al 22esimo, 0-0. Mentre entra Davide Lefebvre in campo, Garofalo va a coprire su Cesar un'altra volta. Altra gran partita da parte del numero 3 della Golbet. Cesar appoggia per Tinazzi che si libera bene col sinistro. Tinazzi alla ricerca di Davide Lefebvre. Qui va a combattere con Di Nardi. Non riesce a mantenere il possesso della sfera, riesce quantomeno a ritardare l'azione della Golbet che ora è costretta anche ad arretrare sul punto di battuta. Tubani all'indietro, Garofalo. Mastrelli di prima, Di Nardi sovrastato da Zamperini. Poi prova ad arrivare Innocenzi senza problemi. Andrea Innocenzi con i piedi. Sterbini combatte con Lefebvre a vuoto, Galassi. Poi Lefebvre. Un'ancata fallosa a Mirko Sterbini. Decisamente vicina la posizione di Davide Lefebvre al punto di battuta di Mirko Sterbini. Golbet che in ogni caso è riuscita a giocare il pallone. Altro pallone mentre Fernetti va a coprire. Blandino in avanti, Lefebvre prova forse a coordinarsi, lascia per Cesar che va dall'altra parte di testa. Fernetti Opara. Il riflesso di Manuel Opara si è accorto della posizione di Fernetti, è stato provvidenziale. Il ritorno del numero 12 sul colpo di testa di Fernetti appena entrato, stava per mettere il proprio sigillo sulla gara. Una parata pazzesca che molto probabilmente finirà nella nostra rubrica. Lefebvre. Blandino non spara, preferisce Cesar che sfida Marco Garofalo. Ancora Cesar dall'altra parte, Lefebvre.
lo stop del numero 23 che poi calcia in porta. Fernetti, Galassi a terra, calcio di punizione. Servini a terra per Galassi che lascia lì il pallone. Tinazzi allora ha già recuperato palla il Cotton Club, sempre Tinazzi, Blandino libero, Tinazzi poi sbaglia tutto cercando Lefebvre, ma il passaggio era coperto da Galassi. Poi Innocenzi abbastanza sicuro per la verità anche su questo pallone tagliato, non era certo un tiro in porta ma non era facile per un non portiere bloccarlo. Fallo di Tubani che va ad insistere su Conti, altre scaramucce fra i due, sono ammoniti entrambi, devono stare attenti. Stefano Carboni infatti oggi non sarà protagonista della partita in campo, va quasi ad aiutare il padre nella gestione degli animi della squadra. Prova a girarsi Blandino intanto, preso in mezzo a due, indica la palla all'arbitro Cesar col mancino, il numero 8, poi Blandino prende la mira, Blandino para in qualche modo, palla che rimane lì, poi la tocca Conti, palla in campo Galassi, Tinazzi alimenta l'azione, Lefebvre pronto a raccogliere. Blandino, c'è Zamperini che predica calma. Conti, Tubani a vuoto. Conti ancora, il ritorno di Andrea Tubani che gli soffia via il pallone, Opara con le mani, mette fine all'azione del Cotton Club, di fatto sulle battute finali di questo primo tempo, situazione inchiodata sullo 0-0, bella partita però vibrante, molto frizzante. Un minuto intanto va a segnalare il direttore di gara, 1 di recupero, 60 secondi, soltanto un giro di orologio della lancetta dei secondi e poi sarà intervallo fra Golbet e Cotton Club che dopo questa partita avrà terminato un filotto terribile contro Pisana, Checco dello Scapicollo e Golbet. Finora 4 punti su 6 disponibili, questa sera sta per ora acquisendo il quinto. Galassi va sulla destra, Maroder, Zamperini anticipa Di Nardi, Tubani non perde il possesso, Tubani, Conti va probabilmente a sbilanciarlo, c'è il fallo, c'è il contatto secondo il direttore di gara, c'è anche però la considerazione di un tempo che sta per terminare. Galassi va a lamentarsi con l'arbitro per la distanza della barriera, arbitro che la giudica legale ma va a dire ai giocatori di non ripararsi il volto con le mani altrimenti sarà un'altra punizione. Palla che rimane lì per poco, Tinazzi non stava per ingannare Innocenzi con il tacco, vanno tutti a riposo sullo 0-0.